invece Eccoci qua, siamo ritornati in onda. Allora, volevo chiedere a lei, Presidente Maccola, turismo open air si giova ovviamente del mare per lo più, ma non soltanto, anche del fatto che si possa circolare su un territorio, visitare e avere anche aperture serali che vanno un po' oltre le 22, perché indubbiamente manco tempo di andare a prendere un gelato, è abbastanza limitativa la cosa, se uno non si limita al campeggio fino a se stesso, però insomma vabbè. Su questo pensate di fare qualche azione? E aspetti un secondo che leggo anche un messaggio. Ho fatto un calcolo approssimativo: in un anno tra cene, cinema e uscite con amici, weekend e ponti passati a casa ho risparmiato più di 3.000 euro. Ora devo capire, li devo spendere all'estero o in Italia? Domandona. Allora, vabbè, intanto lascio a voi dopo il commento del messaggio, intanto rispondere alla domanda se pensate di intraprendere qualche azione anche per quel che riguarda il famoso coprifuoco che a molti non piace, ad altri sì, alcuni no. Noi stiamo muovendoci non solo come area aperta, ma come turismo di Confindustria, accompagnati comunque da tutte le altre sigle, perché bisogna dire anche che mai come in questo momento c'è un coordinamento e una riunione sotto le stesse proposte di tutte le associazioni di categoria. Vogliamo un turismo sicuro, uno, due, vogliamo un turismo possibile, perché come ha detto giustamente lei, il fatto di porre delle limitazioni di orario o delle limitazioni di funzione del territorio sono delle limitazioni che non vanno solo a colpire l'attività ricettiva, vanno a colpire la vacanza, sì, la qualità della vacanza, tutte le altre attività complementari a quella della ricettività. Noi non esistiamo se non esistono i musei, se non esistono i divertimenti, se non esistono le situazioni culturali e gastronomiche che ogni territorio, e quello veneto è splendido perché dal Garda fino all'Adriatico, passando per la montagna e il Polesine e col Parco del Delta, noi abbiamo un'offerta e una possibilità da poter proporre al cliente che pochissimi altri territori possono, anzi sinceramente non ce n'è nessuno, perché il Veneto è un libro di economia del turismo, ed è un libro di economia del turismo anche per quello che riguarda la capacità e la professionalità di tutto il comparto. Andare a porre limitazioni solamente perché vuoi far vedere che ne sai una pagina più del libro o che tu sei il secchione di turno è una sciocchezza. Perché a quel punto la risposta... Perché le 22 non le 23? Perché le 22 non le 21? Cioè siamo allibiti di fronte a certi tipi di costrizioni. E le dico la verità, non sarebbe turismo se non desse la possibilità al turista di poter godere del territorio. Assolutamente. C'è un messaggio che è arrivato: vero che Jesolo è stata modellata su un turismo straniero, meglio tedesco, ma ricordiamoci che anche noi italiani facciamo le ferie, francamente non sapendo dove muovermi devo valutare cosa c'è in Italia, dice Gianni da Verona, purché appunto le persone possano presentarsi un'estate tranquilla, serena, perché sennò molti volgono verso altri lidi per fare il proprio investimento sul risparmio effettuato dove c'è stato un risparmio. La stessa domanda, Presidente Schiavon, volevo chiedere a lei cosa ne pensa. Ma allora intanto vorrei rispondere a quel telespettatore che ha risparmiato, ha avuto la fortuna anche di riuscire a risparmiare parecchi soltini da destinare alla vacanza. Beh, il dipendente pubblico credo che non abbia avuto diminuzioni di entrate, che mi riguarda. No, per carità, però voglio dire, se ha il dubbio se spenderli in Italia o all'estero, vorrei fugarglielo cercando di fare un pochettino uno spot patriottico e far sì che queste vacanze si possono spendere anche nel nostro territorio. Tra l'altro le dico che forse gli italiani e noi stessi anche degli operatori turistici dei vari territori, mi ricollego anche all'ultimo messaggio del telespettatore che si riferiva a Jesolo, ha detto una grande verità. Il turismo interno è un turismo molto importante per la costa veneta perché costituisce quasi il 50% da solo del totale delle presenze turistiche, quindi è un turismo al quale noi guardiamo con grande attenzione.
Ma c'è un fenomeno che si è verificato nella scorsa stagione. Molti italiani che non hanno avuto la possibilità di andare all'estero hanno riscoperto un territorio sulla loro regione o sulle regioni vicine o comunque all'interno del territorio nazionale con un'offerta turistica che forse non avevano scoperto da tempo, forse l'avevano frequentata quando erano piccoli e quindi hanno riscoperto anche delle cose, un'offerta estremamente attraente. Gli stessi operatori mi segnalano, si sono anche sorpresi di rivedere molti italiani che non vedevano da molto tempo e essere riusciti anche a soddisfarli e a dare un'immagine di un prodotto turistico che si è rinnovato in questi anni. Questi sono forse i pochi aspetti anche positivi, per fortuna, che il Covid ha generato, cioè un po' di amor di patria, una riscoperta anche del nostro territorio, della nostra offerta, tra l'altro in una regione, visto che parliamo del nostro Veneto, che offre di tutto e di più, sia dal punto di vista dell'offerta montana, che quella acquale, che quella d'arte, che quella delle spiagge, quindi da questo punto di vista dobbiamo cercare tutti di giocare e indossare una maglia della nazionale azzurra. Purché naturalmente tanti però sono rimasti male perché il servizio non era all'altezza, le colazioni non erano soddisfacenti, i prezzi erano alti, la ristorazione ha approfittato dietro la parola Covid di far tante manchevolezze che tanti hanno riscontrato facendo i paragoni con l'estero, per cui bisogna fare anche un po' un'autoanalisi per presentarsi con una veste un po' più fresca per questa edizione, per evitare poi ripensamenti che non sono mai piacevoli, perché ci sono state anche osservazioni di questo tipo. Allora io purtroppo però se mi consente su quest'ultima osservazione, non bisogna fare una valutazione su quello che si è trovato nella stagione 2020 con le 1000 limitazioni alle quali siamo stati imposti, perché se si aveva l'opportunità di andare all'estero probabilmente si sarebbero trovate ancora delle carenze peggiori. Quindi bisogna essere obiettivi quando si fanno delle analisi, considerato anche che noi partiamo in una situazione di sfavore dal punto di vista anche dei costi gestionali delle nostre aziende rispetto a quelle internazionali. Allora parleremo ancora di questo, io vi ringrazio, il tempo a nostra disposizione è finito, quindi grazie a lei Presidente Schiavon di Federalberghi di essere stato con noi, grazie al Presidente Angelo Macola per quel che riguarda SITAI, strutture di ricettività turistiche all'aperto. Magari ci racconterete le novità che ci sono, le prospettive, perché tutto si sta muovendo in questi giorni, le azioni che eventualmente sarà necessario intraprendere. Grazie ancora di essere stati con noi e grazie ai nostri telespettatori di averci seguito, di aver partecipato. Arrivederci, grazie.